L'accogliente e prestigiosa Villa Farsetti di Santa Maria di Sala ha ospitato i numerosissimi atleti veneti under 14 che lo scorso settembre in Sardegna hanno colto il più grande traguardo sportivo, aggiudicandosi il trofeo nazionale CONI Kinder 2016 con 157 medaglie davanti alla Lombardia e al Lazio. Mini atleti affiancati da un nutrito gruppo di olimpionici veneti dei 33 che hanno dato lustro alla nazionale italiana olimpica a Rio. Una grande festa, tutta dedicata allo sport, con lo scopo di valorizzare e premiare l'impegno e la passione degli atleti, che credono nel valore educativo dello sport. A suggellare il grande risultato ottenuto in Sardegna c'erano il presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle ed il sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni. Oggi era la chiusura di un anno 2016 fantastico per lo sport della nostra regione. Questi grandi atleti olimpionici e paraolimpionici hanno premiato i vincitori del trofeo CONI che è stato fatto in Sardegna alla fine di settembre e che ha messo in evidenza la potenzialità dello sport veneto nel settore giovanile. Era under 14, hanno partecipato 30 federazioni, 8 discipline associate, 157 atleti su 2005 e ci siamo confrontati con tutte le altre regioni. Il Veneto ha vinto, ha distanziato il Lazio a 10 punti e 11 punti la Lombardia. Era giusto riconoscere questi ragazzi, poi qualcuno di loro vincerà i campionati europei, italiani, mondiali, andrà alle Olimpiadi, ma sono ragazzi che portano avanti il grande progetto che noi dirigenti sogniamo dello sport per tutti. Per quello l'abbiamo voluto fare in questa splendida sala antica, per dire lo sport ha centinaia di anni di storia e quindi non ce lo possiamo dimenticare che è una cultura che deve essere sempre mantenuta e non lasciata solo ai volontari. Siamo stati veramente molto felici, orgogliosi, fieri di aver ospitato una giornata di sport di questa levatura, di questi talenti nazionali che hanno portato in alto i colori italiani. Mi sono anche un po' commosso quando ho visto alcune scene che oggi veramente sono state al di sopra di quello che mi aspettavo. Il territorio di Santa Maria di Sala e tutti noi siamo veramente contenti di averli ospitati. Una miriade di mini atleti da tutto il Veneto, accompagnati dai genitori e dai presidenti delle società sportive, hanno riempito la grande sala della villa per ricevere i numerosissimi riconoscimenti del CONI dalle mani degli olimpici del Veneto, tra i quali Marco Galiazzo e Gwendalina Sartori, tiro con l'arco, Beatrice Callegari, nuoto sincronizzato, Alessandra Patelli, canottaggio, Ruggero Pertile, atletica leggera, Andrea Toniato, nuoto e i paraolimpici Francesco Bettella, nuoto, Nadia Fario, tiro a segno e Xenia Francesca Palazzo, nuoto. Grande giornata di sport oggi. Davvero una grande giornata, un momento bellissimo per lo sport veneto. Abbiamo vinto appunto il trofeo CONI ed è stato un grande risultato e poi per andare invece a Rio, Olimpiadi e Paralimpiadi, abbiamo avuto degli atleti che hanno ben figurato, soprattutto nei Paralimpici, 11 atleti, 11 medaglie, 6 atleti che sono andati nel podio. Davvero abbiamo un territorio che promette bene. Soddisfazione enorme oggi con gli altri atleti veneti qui presenti. Sì, grande soddisfazione, si realizza veramente quello che è stato fatto a Rio in queste occasioni qua, perché fa molto piacere ricevere riconoscimenti e ogni volta che si ricorda le medaglie da Rio viene sempre grande soddisfazione a pensare a tutto il lavoro fatto per raggiungere questi obiettivi. Il riconoscimento del CONI Veneto era l'ultimo che mi mancava dopo una lunga serie e fa sicuramente tanto piacere. Una grande giornata di sport e di festa che ha visto anche la presenza dell'assessore regionale Cristiano Corazzari, dei 7 presidenti dei CONI Point provinciali, sotto la guida dei 2 conduttori Luca Ginetto ed Elisa Santucci, affiancati dallo staff del CONI Veneto che ha anche allestito all'esterno del Parco della Villa un indovinato CONI Village dei 7 CONI Point provinciali e una superba mostra delle maglie azzurre indossate dagli atleti veneti nelle competizioni olimpiche. Una grande festa dello sport conclusasi poi con un'inedita e piacevole performance di acrobazie circensi e teatrali proposta dall'associazione Circo Volante di Laura Ugolini, con alcune giovani praticanti di questa nuova disciplina che ha trovato spazio all'insegna di tutti insieme con lo sport veneto ai vertici nazionali.